ci sono i soldi del PNR, ci sono le Olimpiadi, ci sono tante risorse che arrivano nel territorio e quindi l'appetito viene mangiando. Bisogna avere un'attenzione alta soprattutto in questi momenti, perché sappiamo benissimo quando se ne infiltrano le criminalità, dopo è difficile debellarle. È un momento importante, non dobbiamo mollare. Io dico a tutti gli artigiani: diteci cosa vi serve, noi cercheremo di fare tutto quello che siamo nelle nostre capacità di fare. Tanti soldi in ballo nell'immediato futuro, il pericolo è vicino, il pericolo è fuori porta. Ecco perché è stato dato questo titolo all'incontro svoltosi al Teatro Accademico di Castelfranco. Protagoniste le piccole e medie imprese, chi combatte da anni le infiltrazioni della criminalità organizzata, perché non è soltanto un pericolo per le grandi realtà, anzi. Le piccole e medie aziende sono in questo momento anche quelle più fragili e quindi quelle più aggredibili. Comprare un'azienda vuol dire comunque poi entrare anche in un sistema di relazioni importanti, vuol dire entrare anche in un territorio, vuol dire entrare in un mercato. Ecco perché le mafie mirano, avendo capitali in un momento in cui molti non le hanno, ad aggredire tante aziende, perché poi alla fine si riesce magari a conquistare un pezzo di territorio, un pezzo di mercato. Fondamentale intercettare le difficoltà degli imprenditori, le vittime preferite dalle mafie. Crediamo che sia fondamentale noi come Confartigianato di dare veramente degli spunti di attenzione, di accendere dei lampeggianti su un'attività che praticamente subdola, credo che cominci a essere in fase importante anche qui nel nostro territorio. C'è bisogno anche di saper capire quali sono i veri campanelli d'allarme. Il colonnello Salvatore Gibilisco, già alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Treviso, ora si occupa proprio di questo. Formatore alla tutela della legalità, impegno che lo vede in campo nel capoluogo della Marca. Il comune di Treviso è il primo comune che ha istituito questa figura specialistica del formatore alla tutela della legalità. C'è una bella squadra, formo dirigenti, dipendenti e funzionari della pubblica amministrazione per aumentare e sensibilizzare la loro conoscenza sulla materia della legalità e normative antimafia.